Allora, mi ricordo bene proprio in questo momento come se fosse oggi che entrò il maestro Ennio nella sala d'attesa, così Chi? il grande che sonnecchiava, il grande quello lì che ha scritto la Lucio Dalla Caruso. C'era Lucio con la 100 lire qua sulla fronte. a 100 lire sulla fronte. E io lo guardavo e dicevo: ma che cosa fai? Dice: sto aspettando il direttore nel caso che mi faccia fare qualcosa. E io stavo incidendo, ma parlano di te. E perché aveva la 100 lire? 64. Perché quello era molto strano, sai? Vabbè, era artista. Era un grande artista. Gli artisti sono un po' così. Sì, no, ma devono essere un po' così, no? Gli artisti. Se no, non si è artista. Quindi lui stava nella sala d'attesa mentre tu stavi per incidere questo pezzo, Lucio Dalla, sonnecchiava? No, stava così con la 100 lire. Con la 100 lire perché aspettava il suo primo contratto discografico, forse. Io nella pausa gli dissi: ma scusa Lucio, ma perché dire sta 100 lire così? E lui mi fa: sto aspettando il direttore che mi faccia fare qualcosa. Madonna, ma che significava che avevo bisogno di soldi, hai capito? Ma ragazzi, grazie Mario, grazie stai aprendo, sono cose bellissime. La tua vita sono bruttissime in quell'epoca, ma sono bellissime adesso ricordate, perché Lucio Dalla poi ha fatto una carriera, mamma mia.